L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non si tocca, almeno per ora. Il TAR del Veneto ha deciso la sospensione del prestito al Louvre del disegno conservato alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Il ricorso presentato da Italia Nostra ha ottenuto una prima vittoria, ma il braccio di ferro attorno a un'opera tra le più conosciute dell'intera storia dell'arte non è ancora finito. Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina prevista per il 24 ottobre, il Tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in Camera di Consiglio al 16 ottobre. Disegnato attorno al 1490, l'uomo vitruviano arrivò a Venezia nel 1822, acquistato dal governo austriaco insieme ad altri 25 disegni di Leonardo dagli eredi del collezionista milanese Giuseppe Bossi. Il disegno a penna e inchiostro è talmente delicato da poter essere esposto solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che si erano appena conclusi alle gallerie dell'Accademia. Italia Nostra aveva presentato ricorso al TAR forte di 3 perizie che secondo l'associazione confermano il grave stato di salute del disegno e i rischi legati ad una sua nuova esposizione prolungata alla luce. Dal MIBAC invece difendono la validità dell'accordo firmato a Parigi che ha portato al prestito. Lo scambio di opere è avvenuto secondo le specifiche prescrizioni di tutela dettate dai singoli musei. Passaggi tecnici che non convincono però i veneziani che sabato hanno manifestato proprio davanti all'Accademia contro il viaggio francese dell'illustre concittadino. Questo round se lo sono aggiudicati loro.